Svolta shock nelle indagini per la morte di Lorenzo Nardelli a Mestre. L'uomo doveva incontrare una donna, ha sbagliato porta, finendo nell'appartamento di due moldavi che lo avrebbero picchiato a morte. L'omicidio di Pernumia nel Padovano, la lite tra il 25enne del Gambia e il coinquilino marocchino, poi morto, è scoppiata per uno zaino. I vicini, qui siamo prigionieri. Ancora un'aggressione ai danni di una barista, è successo ad Asolo, la donna aggredita da un cliente ha riportato 7 giorni di prognosi, testimoni raccontano come una furia. La politica, se non arriva l'autonomia siamo pronti a far saltare il governo, a dirlo ieri sera, ospite del nostro direttore Luigi Baccialli, il consigliere regionale Giuseppe Pan. Il sistema informatico dell'azienda ospedaliera di Verona va in tilt, stato di agitazione dei sindacati con Flavio Tosi che avverte Zaia e la Giunta. La Marmolada, situazione drammatica per il ghiacciaio, l'ultima spedizione dell'Università di Padova conferma. Non si ferma l'avanzata del granchio blu che dopo aver messo in ginocchio il mare avanza anche in fiumi e canali. Ai nostri microfoni la testimonianza di un pescatore. Al via stasera la mostra del cinema di Venezia, il leone alla carriera va a Liliana Cavani. La kermesse parte nel segno del grande cinema italiano. E partono stasera anche i festeggiamenti per il Palio di Montebelluna, manifestazione dai grandi numeri, la finale con la sfida tra i quartieri, domenica pomeriggio in diretta dalle 13:30 su Antenna 3. Benvenuti all'appuntamento con l'informazione regionale e partiamo dalla cronaca, partiamo da Mestre perché c'è una svolta nelle indagini sull'omicidio di Lorenzo Nardelli. Sembra che il ragazzo avesse sbagliato ingresso entrando in casa dei due cugini che l'avrebbero scambiato così per un ladro. Una porta sbagliata, il momento sbagliato forse, e Lorenzo Nardelli ha trovato la morte. Sembra infatti che la sera del 9 agosto, quando è stato ucciso dai due cugini moldavi nel condominio di Rampa Cavalcavia a Mestre, dovesse andare a casa di una escort con cui aveva preso appuntamento telefonicamente. Ma una volta salito avrebbe confuso la porta entrando invece dai due cugini, dove era socchiusa e che a quel punto l'avrebbero scambiato per un ladro. Versione fornita dall'inizio, come conferma uno degli avvocati difensori. Alla luce di queste nuove indagini fatte dalla squadra mobile, bisognerà accertare cosa è successo al momento in cui il povero ragazzo si sarà reso conto che quello non era l'appartamento della donna con la quale aveva l'appuntamento e i due cugini si sono resi conto che questo qui evidentemente era un malintenzionato. Quindi bisognerà vedere cosa è successo in quel momento, chi ha agito per primo, che cosa è scaturito e quindi i comportamenti che ci sono stati da entrambe le parti. Quello che si può dire però è che la fatalità è talmente tragica che lascia veramente sconcertati. La donna, interrogata dalla polizia, avrebbe confermato di essere stata contattata dal 32enne, fissando l'incontro e scambiandosi anche alcuni messaggi, ma non l'avrebbe più visto arrivare. Questo cambierebbe lo scenario attuale. Cambia soprattutto la qualificazione giuridica del fatto. Non ci troviamo più di fronte ad un omicidio volontario, un omicidio doloso, ma ci troviamo di fronte a un'ipotesi di legittima difesa. Eccessiva, ma una legittima difesa. Difficile però non chiedersi fino a che punto si sia spinta questa legittima difesa per portare Lorenzo alla morte. Bisognerà vedere all'esito dell'autopsia, dell'esame autoptico che non è ancora stato depositato nella sua interezza, quale sia effettivamente la causa della morte. Perché abbiamo accertato, è stato accertato che l'ascensore si era bloccato, non era complanare rispetto al pianerottolo, il piano dell'ascensore non era complanare rispetto al pianerottolo, si è creato un gradino, c'erano le porte che si sono bloccate, bisogna capire se la morte è venuta per contusione con i gradini o con le porte e quant'altro, oppure se è stata cagionata dalla forza. L'8 settembre è prevista un'udienza davanti al Tribunale del Riesame, cui gli avvocati hanno presentato istanza di scarcerazione. Io ritengo che a questo punto non si possa più parlare di omicidio volontario, non c'era nessuna volontà da parte dei nostri assistiti di uccidere il povero ragazzo. Tutto sommato probabilmente hanno trasceso sicuramente le loro intenzioni. Contattato, il legale della famiglia Nardelli si è riservato di esaminare attentamente gli atti prima di rilasciare dichiarazioni in merito alle recenti novità.
E parliamo anche dell'omicidio di Pernumia nel Padovano, con una lite tra stranieri alla base di quello che è avvenuto. Il presunto assassino però rimane in carcere. Una lite esplosa per futili motivi per uno zainetto che doveva essere restituito alla base dell'omicidio che si è consumato a Pernumia in una strada di campagna. La vittima, il 27enne marocchino Anouar El Gouttaïa, lunedì sera si sarebbe rifiutato di ridare uno zaino a Sane Touré, il suo coinquilino del Gambia. Avrebbero iniziato a discutere in maniera sempre più animata. Le urla sono state sentite da tutto il vicinato. Ad un certo punto il 27enne marocchino è uscito di casa a piedi. L'altro straniero ha afferrato un coltello da cucina, è salito in bici e lo ha raggiunto in strada, dove lo ha ferito alla gola. Uno squarcio profondo che ha portato alla morte del marocchino in pochi minuti, giusto il tempo di chiedere aiuto e poi di accasciarsi a terra esanime. A quel punto il 25enne gambiano è fuggito verso Battaglia Terme per raggiungere la struttura di accoglienza per migranti all'ex hotel delle Terme, il primo luogo che anni fa lo aveva ospitato al suo arrivo in Italia come richiedente asilo. I carabinieri lo hanno trovato nascosto dietro una porta di una stanza da letto. Gli altri stranieri che stavano dormendo non si erano accorti della sua presenza. I carabinieri hanno anche sequestrato la presunta arma del delitto, un coltello abbandonato in strada a pochi metri dal casolare in stato di abbandono in cui vivevano gli stranieri. Il 25enne del Gambia resta in carcere in attesa in queste ore dell'interrogatorio di convalida del fermo. E nuovo episodio di aggressione con una barista nuovamente vittima, è accaduto lunedì mattina in un locale di Asolo. L'aggressore è un cliente abituale. Dopo Cornuda anche Asolo, un'altra barista vittima di una violenza assurda senza un motivo. A Cornuda scatenata da 50 centesimi di commissione bancomat, a Asolo sembra per un caffè, forse pagato, forse no. E così nel bar al municipio pugni e spintoni all'improvviso che si fermano solo quando la barista riesce a chiamare i carabinieri. Siamo rimasti tutti sotto shock perché eravamo in pochi, però è scaturito da niente, non c'era nessun motivo plausibile perché succedesse ed era una persona che, per quanto sia nota, nei suoi momenti un po' di eccesso, alza la voce, canta, cioè è particolare, non era mai stato così aggressivo. Il cliente è conosciuto, frequenta i locali della piazza da anni, stavolta però è entrato nel bar come una furia. Per un motivo di un caffè si è sentito preso in giro, diciamo, perché diceva che il caffè non era pagato. Adesso non mi ricordo perché noi abbiamo sentito le urla e se l'è presa con la Manuela, aggredendola, spingendola, dicendole non mi fai fesso, ti insegno io l'educazione, cioè imprecando e mettendole le mani addosso. Sentì urlare, si stratonano, pensavo che stesse scherzando. Dopo ho visto che continuava a spingerla e dargli pugni e urlare ti spacco tutto, questo, quello ho detto ma qua non stanno più scherzando. Un episodio che spaventa anche gli altri commercianti della zona che temono di essere in balia di clienti che diventano violenti all'improvviso. Se una persona arriva così col bastone in mano e ti entra nell'attività, cosa fai? Una donna poi. Ha sentito quello di Cornuda dell'altro giorno che le ha preso il collo per 50 centesimi, adesso sì, bisogna un po' stare attenti. Io cerco di evitare, se ti arriva la persona strana bisogna un po' stare all'occhio, insomma. Dai baristi e dai commercianti massima solidarietà alla vittima. Anche il sindaco Mauro Migliorini le esprime sostegno e ricorda che la violenza non è mai accettabile, una violenza che non è solo fisica. Una persona che ti mette le mani addosso senza motivo, così in quei modi, sono violenze che, cioè, l'ematoma può andare via, ecco, la violenza psicologica rimane. Si condanna in tutti i modi una scena del genere perché non deve esistere per nessuno. E spero che venga fatto qualcosa, che almeno la persona venga allontanata per dare un buon esempio. Ancora la cronaca è di 2 persone in carcere, 3 agli arresti domiciliari e 7 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il bilancio dell'operazione della polizia che a Verona ha sgominato un giro di spaccio di cocaina all'interno dello stadio Bentegodi. I 12 indagati colpiti dalle misure cautelari hanno tra i 20 e i 50 anni e sono state eseguite anche 14 perquisizioni. Le indagini condotte dalla squadra mobile di Verona e dallo SCO della polizia sono state avviate dopo l'arresto in flagranza di uno spaccio
spacciatore che insieme alla compagna stava cedendo la cocaina a numerosi tifosi dell'Hellas Verona, anche all'interno del settore curva sud dello stadio e nell'omonimo bar, luogo di ritrovo dei tifosi prima e dopo la partita. Ora il tema dell'autonomia, se non arriva siamo pronti a far saltare il governo, a dirlo ieri sera nel corso di Focus, la trasmissione del nostro direttore Luigi Baccialli, è stato Giuseppe Pan. Stiamo aspettando al varco chi si deve mollarla questa autonomia. Se non ce la mollano entro X, vedrai cosa succede. Non stiamo più fermi nessuno noi, E te lo dico qui in diretta, io non sto fermo. Come tanti dei miei colleghi. Stiamo aspettando in muto silenzio e vedrai anche cosa succederà, se non presto succederà questo. Abbiamo anche aspettato troppo. Il messaggio è talmente chiaro da diventare invettiva, quasi un j'accuse nei confronti dell'esecutivo. Giuseppe Pan, presidente dei leghisti a Palazzo Ferrofini, usa il carico da 90 nel corso di Focus, la trasmissione del direttore di Media Nord-Est Luigi Baccialli. Senza autonomia si strappa la prospettiva nei giorni in cui il governo è impegnato a trovare le risorse per la legge di bilancio 2024 con i famigerati LEP essenziali per l'attuazione della legge di riforma che andrebbero finanziati, ma sul punto non c'è alcuna certezza, anzi Radio Palazzo riferisce che non sarebbe una priorità. Apriti cielo. Non è il primo governo che mandiamo a casa noi. 2137 giorni. Attenzione, sull'autonomia è l'ultima spiaggia. Abbiamo avuto la pazienza. Calderoli è stato minacciato di morte dai soliti mafiosi del sud. Noi andiamo avanti sul nostro progetto e lo sai perché anche tu ne hai fatto parte nel passato. Se non ce lo mollano desfiamo tutto. Gioco facile per l'opposizione che prende la palla al balzo. Basta che ti iscrivi, mi iscrivo al PD, se non fanno l'autonomia. Ancora no. Però il PD potrebbe dare un segnale anche loro. E noi l'abbiamo usato con il nostro segretario Martella, 7 punti ha detto sull'autonomia, l'avete snobbato con i nostri consiglieri regionali, mi sembra che abbiamo fatto molto. Ancora la politica con il nuovo attacco frontale di Flavio Tosi, numero 1 di Forza Italia in Veneto, alla giunta di Luca Zaia. Nel mirino i disguidi al sistema informatico dell'azienda ospedaliera di Verona. E il risultato è che in oltre 2 mesi di prove per metterla a punto il sistema è bloccato, l'azienda ospedaliera di Verona non riesce a mandare i dati in regione, ma è un disastro pericoloso sia perché comunque poi andrà a ripercuotersi su tutte le aziende EUS del Veneto e poi perché è una gara giudicata, quindi non è che puoi dire vabbè ho provato, adesso torno indietro. La priorità ora per Flavio Tosi è evitare un pericoloso effetto domino su tutte le ULSS del Veneto. La questione riguarda l'implementazione del nuovo sistema informatico ospedaliero, il cosiddetto SIO, avviato da Azienda Zero nella sanità veronese. Una sperimentazione che il numero 1 di Forza Italia in Veneto boccia sonoramente. C'è una gara da più di 120 milioni di euro aggiudicata e ci sono i dipendenti stufi perché non ce la fanno più e anche i pazienti, i cittadini, gli utenti, perché questo sistema ha ritardato le liste d'attesa, insomma ha creato dei grandissimi disguidi. Troppe le criticità che hanno portato anche la CGIL Scaligera a dichiarare lo stato di agitazione, mentre è delle scorse ore la lettera congiunta di CISL e UIL, in cui si chiede alla Regione, in particolare al Presidente Zaia e all'assessore Lanzarin, la convocazione di un tavolo urgente fatto di proposte migliorative. E rispetto a questo la Regione non può pensare di starsene fuori e vedere cosa succede all'azienda ospedaliera di Verona, perché la gara l'ha fatta la Regione. Ormai c'è chi parla di fuoco amico. Quella del forzista Tosi alla giunta di centrodestra non è la prima stoccata, anzi cannonata, ma il diretto interessato tira dritto. Io sto sui fatti, sono stato assessore alla sanità del Veneto e quindi parlo di materie e temi che conosco. L'aspetto politico sulla sanità, sui servizi sociali c'entra nulla. Per quanto riguarda invece il ghiacciaio della Marmolada ci sono novità perché è confermata la situazione drammatica, l'ha rilevato l'ultima campagna glaciologica organizzata dal Museo di Geografia dell'Università di Padova in collaborazione con il Comitato Glaciologico Italiano e con l'ARPAV. Il ghiacciaio è veramente in una situazione drammatica. Oltre all'assottigliamento generalizzato delle fronti abbiamo anche dei ritiri importanti
in alcuni punti anche di 80 metri rispetto all'anno scorso. La superficie del ghiacciaio della Marmolada continua a ridursi a ritmo accelerato. È stata calcolata in 112 ettari nel 2022 e scenderà nei prossimi anni al di sotto del chilometro quadrato, la metà della superficie presente nel 2000 e meno di un quarto rispetto al 1900. Il dato emerge dalle misurazioni annuali condotte da geografi e glaciologi dell'Università di Padova in collaborazione con il Comitato Glaciologico Italiano e ARPAV. Da quest'anno e forse del prossimo avrà una superficie inferiore al chilometro quadrato, quindi 100 ettari, e quindi con una ritirata media negli ultimi anni di oltre 5 ettari l'anno, quindi un ghiacciaio che è destinato evidentemente a scomparire veramente nell'arco di pochissimi anni. Il gruppo di studio ha spiegato come la condizione dei ghiacciai nell'arco alpino sia in forte fusione. Dopo le deboli nevicate della stagione invernale, per cui poca neve che hanno ricoperto gli apparati glaciali, abbiamo ancora delle elevate temperature estive e in questo agosto, oltre che uno zero termico molto elevato, ci troviamo di fronte a una serie di giornate, 10-12 giornate con temperature molto calde, diciamo dal punto di vista scientifico oltre il 90° percentile. Dalle rilevazioni di ARPAV e università emergono indicazioni chiare anche per l'industria del turismo legata allo sci. I giorni neve stanno diminuendo, cioè quando si può fare neve artificiale, ci sta dicendo che la copertura del manto nevoso si sta riducendo in giorni e ci sta dicendo che il livello di neve sicura, cioè di quando è sciabile un'area, si sta alzando di quota. Queste tre informazioni da un punto di vista aziendale dell'industria dello sci chiamano una decisione da prendere. Attualmente si sta in questi giorni proprio discutendo se attivare anche in Italia una pratica dello snow farming, e cioè quella di preservare la neve che rimane in primavera opportunamente coperta e isolata termicamente per farla giungere all'inizio della stagione successiva. Ora parliamo del granchio blu perché è stato pescato nella bassa padovana. La scoperta è stata fatta da un pescatore amatoriale lungo un canale nel comune di Pernumia. Il granchio blu, il protagonista delle cronache di quest'estate lungo la costa adriatica, è stato avvistato anche in provincia di Padova, lungo il canale Vigenzone a Pernumia. Lo ha preso a l'amo il signor Stefano Masola. Con la canna l'amo si è attaccato al verme e con la chela l'ho sollevato dall'acqua. E poi logicamente non l'ho ributtato vivo, l'ho ucciso. Dopo la sua segnalazione sui social network, in molti lo hanno contattato, qualcuno addirittura da Mantova, segnalando avvistamenti anche in acque dolci. Siamo a circa 50 km dal mare, dalla laguna di Venezia, e a quanto sembra, dopo questo post che io ho fatto su Facebook con la foto del granchio, sembra che si sia diffuso non solo qua ma anche in altri corsi d'acqua qua della zona. Mi hanno scritto un sacco di persone e si è smosso un po', diciamo, l'attenzione su questa cosa. Il granchio blu rischia di essere un problema anche in pianura, quindi l'animale infatti si è dimostrato un feroce predatore nelle acque del mare, andando a distruggere allevamenti di cozze e vongole. Il rischio è che si riproponga lo stesso problema nelle acque dei fiumi. L'appello è quindi agli enti preposti al controllo dei canali. Io volevo fare un appello perché qualcuno si dedicasse a questo problema in maniera approfondita e capire un attimo fino a che punto siamo arrivati con questo granchio blu appunto in acqua dolce. Ed ora apriamo una pagina sulla Mostra del Cinema che da stasera insomma certamente farà felici tutti gli appassionati. Abbiamo in collegamento il nostro collega Lorenzo Maier. Buonasera Lorenzo, che ci racconta un po' come sta andando gli ultimi preparativi e le ultime ore di attesa. Ciao, buonasera. Federico, a te e ai nostri telespettatori, ci troviamo proprio sul red carpet, per cui è proprio questione di minuti e la 80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia verrà aperta. Sono già da 40 minuti che stanno
passando i primi invitati. Ovviamente c'è invece attesa adesso del cast del film Naguere, che dovrebbe passare insieme alla leonessa d'oro della carriera Liliana Cavani. Tutto è pronto, c'è grande fermento, per fortuna la pioggia che ha un po' tormentato questi 2 giorni di vigilia si è calmata, non piove più, è spuntato il sole, quindi è una festa anche per i fans che stanno affollando le transenne lungo il red carpet senza più nessun problema, a caccia di autografi e di selfie. Abbiamo visto il sindaco Brugnaro con il prefetto, è già passato il ministro Gennaro San Giuliano, e è atteso qui a minuti, è annunciata la presenza anche del vice premier ministro alle infrastrutture Matteo Salvini. La madrina ha detto che farà un appello di solidarietà ai vivi e alle militanti di Hollywood in sciopero, e se non hai domande dallo studio restituisco la linea. Grazie Lorenzo, grazie anche per i tuoi servizi di questi giorni che ovviamente ci portano proprio dentro l'atmosfera del festival, quindi insomma appuntamento anche nei prossimi giorni, soprattutto nei prossimi giorni, per seguire da vicino l'andamento della mostra, un'80ª mostra che si apre nel segno di una grande regista come Liliana Cavani, 90enne, che verrà premiata questa sera con il Leone d'Oro alla carriera. Si apre nel segno di Liliana Cavani l'80ª mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. La regista emiliana riceve questa sera il Leone d'Oro alla carriera e nella nostra intervista si sofferma sul ruolo difficile delle donne. Chissà perché pensano che una donna non sia capace di raccontare, di pensare, quando c'è una letteratura piena di romanzi bellissimi fatti da donne, no? Lei è stato più difficile, essendo donna, affermarsi? Ma io ho vinto un concorso, stranamente. Ho vinto un concorso che mi ha permesso di aver avuto il diritto di diventare funzionaria della RAI di carriera. Ho rifiutato il contratto perché volevo fare quello che mi pareva. Qual è il senso di questo film? Una riflessione davanti al pericolo estremo. L'ultima volta si sono estinti i dinosauri. E Venezia è nel cuore? Beh, Venezia sì, è bello. È bello anche perché tra l'altro non hanno dato il leone mai a nessuna donna, capito? Il che è anche un poco simpatico. Nel suo ultimo lavoro, L'Ordine del Tempo, un'interpretazione importante è quella dell'attrice Claudia Gerini. È un film importante, di prestigio, di una grande autrice che io ringrazio insomma sempre, no? di avermi scelta, di avermi proposto questo personaggio. E quindi l'arrivo a Venezia è sempre un bel augurio, un bel accompagnamento per un'opera come questa, che diciamo così ha bisogno anche proprio di essere presentato al pubblico tramite un festival così importante. Ed ora parliamo del palio del vecchio mercato di Montebelluna. Stasera il via alla manifestazione con l'elezione della damigella, il culmine della manifestazione domenica con la corsa dei carri. Antena 3 seguirà in diretta la manifestazione a partire dalle ore 13:30. Il palco e gli stand, tutto ormai è pronto in piazza Marconi. Ultimi ritocchi per il via ufficiale alla festa del palio del vecchio mercato di Montebelluna. Si parte stasera con la consegna delle chiavi della città al presidente dell'ente palio Nicola Palumbo e la sfilata delle damigelle. Una grande macchina, quella del palio, che in questi giorni trova proprio il suo principale sfogo. Questa sera, vi dicevo, c'è l'inizio della manifestazione con la proclamazione della damigella della 33esima edizione, domani sera la presentazione squadre e poi avanti per tutte le grandi serate e i grandi appuntamenti del palio. 33esima edizione della festa più amata della città, che rievoca l'antico percorso che unisce il nuovo ed il vecchio mercato. Una manifestazione che è entrata nel cuore di tanti per la sua semplicità, ma anche per la sua puntualità nel raccontare un fatto storico così significativo per la nostra comunità, ma anche direi per tutto il territorio.
6 giorni di festa ed eventi che culmineranno domenica con la giornata del palio vero e proprio. Antenna 3 trasmetterà la manifestazione in diretta a partire dalle 13:30 con l'approfondimento Quelli che il palio, commenti e pronostici della gara che entra nel vivo alle 17 con la sfida delle 11 contrade e la corsa dei carri da Piazza Colonna a Mercato Vecchio, poco meno di 2 chilometri in salita, un percorso lungo il quale gli atleti dovranno spingere il pesante carro agricolo fino al traguardo. Il miglior tempo decreterà il vincitore. Ed è tutto per questo appuntamento con l'informazione del Veneto. Vi ringrazio per averci seguito, vi lascio le previsioni del tempo. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. Dopo il forte maltempo che ha segnato il nostro territorio, il mese di agosto si conclude con la pressione atmosferica che aumenta e dunque porta un tempo più buono. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì ci mostra un ampio soleggiamento, solo con qualche nube. Nel pomeriggio saranno poi possibili dei piovaschi sui settori montani e pedemontani. Temperature in ripresa, minime sugli 11-15 gradi, massime comprese tra 22 e 26 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia. Anche in questo caso al mattino cielo poco nuvoloso, a seguire non è esclusa una maggiore variabilità, anche in questo caso localizzata sui rilievi. Temperature minime tra 12 e 17 gradi, massime sui 24-26 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà piuttosto soleggiato con nubi alte in transito e limitati addensamenti pomeridiani. Temperature minime intorno agli 11-12 gradi, massime infine sui 25 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.